Bene, adesso io devo fartela questa domanda, Sì, Fausto. Me l'ha fatta un'ascoltatrice mentre passavo questa canzone. sì. Non vuole passare in diretta, ma mi ha chiesto, agganciandosi a prima, quando è che ti sei innamorato la prima volta e come ti sei dichiarato se l'hai fatto con una canzone? Lo escluderei. Io sono più le volte che mi sono innamorato e che non ho dichiarato, perché ripeto, ero estremamente timido. Quindi non credo che l'abbia fatto con una canzone, perché altrimenti l'avrei ricordato, insomma. Io mi sono innamorato, probabilmente ho avuto molte fiammate, va? Sì, Ma che in un certo senso non sono mai state corrisposte. Poi a un certo punto ho incontrato la donna più bella della mia vita, e questo è avvenuto nell'estate del 63, sì. che si chiama Alma, e che abbiamo praticamente avuto una vita un po' rocambolesca per certi versi, nel senso che ci siamo sposati solamente, fai conto, nel 95. Quindi voglio dire, abbiamo festeggiato i 40 anni di convivenza, diciamo così, capito? Beh, Eh, vi siete... è una donna straordinaria, meravigliosa, quindi posso parlare solamente di quest'amore. Questo e basta. Ecco, questo è l'amore fondamentale, E il come vi grande. siete conosciuti? Quello me lo puoi dire? Ci siamo conosciuti su una spiaggia, Ah, insomma, tra l'altro questa spiaggia si chiamava Il Sogno del Mare sì. ed era Fregene, e io stavo lì che prendevo il sole, naturalmente per i fatti miei come al solito, vedo questa meraviglia Ah, e, e- e in qualche modo trovo il coraggio ho visto che stava insieme a una signora che io vedevo tutti i giorni lì, ma che non conoscevo. Ho avuto il coraggio di presentarmi a questa signora in qualche modo per cercare di di agganciare. contattare, di agganciare. E questo avvenne. E Ah, da quando è avvenuto questo, diciamo così, mia moglie, che si chiama Alma Rosa per la verità, è come se fosse, c'è presente quando si fa dice da Cristo in poi, sì, sì, sì. avanti Cristo e dopo Cristo, Certo. avanti Alma diciamo zero, Dopo dopo Alma, Alma tutto, indimenticabile. sì, Una donna indimenticabile, indimenticabile. indimenticabile. Come questa canzone. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. 21:17 in questo momento, abbiamo ancora 10 minuti circa da stare insieme. Questa sera è con noi Fausto Cigliano. Adesso mi devi parlare è giusto, di Mario Gangi, il maestro Mario Gangi, e come l'hai conosciuto, perché oltretutto avete dato molti spettacoli quasi sempre insieme, no? Sì, come abbiamo fatto moltissimi concerti anche all'estero insieme, molto. Ed è stata un'esperienza meravigliosa, naturalmente, è un'esperienza molto formativa per me. Per certi versi io la considero anche un freno, diciamo così, perché purtroppo, ma io sono molto contento, attraverso la conoscenza con questi personaggi come Ennio Morricone e come Mario Gangi, io sono partito dal semplice, diciamo, nella musica, e poi invece sono diventato sempre più complicato, nel senso che non mi sono mai accontentato di fare la canzonetta, ecco, la canzonetta, certo, letta come canzonetta, ma sempre ho imparato a leggerla con la forza di una cultura diversa, insomma. Infatti la bellezza delle tue canzoni, devo dire, è che tu quando canti non dici le parole e basta. Sì. Le dai, fai sentire quello che dici. Sì, c'è un sentimento in quello che dici. È chiaro, e c'è naturalmente un background anche che affonda abbastanza le radici in una cultura, diciamo così, non semplice. Questo può essere un lato negativo, ecco perché io facevo questo ragionamento, cioè se uno è più semplice ha più la possibilità di andare in profondità. Certo. Se uno invece è un po' più complicato, nel senso un po' più raffinato, eccetera, voglio dire da un punto di vista musicale ovviamente, allora deve aspettare l'amatore, mm-hmm. è più condizionato dall'amatore che deve attendere, insomma. Va? Certo. Però, insomma, ripeto, l'esperienza con Mario Gangi per me è stata, perché poi io con lui ho cominciato a suonare la chitarra. A un certo punto, ti parlo del 1955-56, io ero a fare il servizio militare, conoscevo la chitarra perché l'avevo imparata, eccetera, eccetera, ma non conoscevo la musica. Da quel momento lì, verso il 56, insomma, io contattai Mario Gangi, ma perché ci si vedeva in Rai. Certo. Io ricordo che facevo una trasmissione che si chiamava Il paroliere questo sconosciuto, che era presentato da Lelio Luttazzi e Raffaella Carrà, giovanissima, e nell'orchestrina c'erano vari musicisti, tra cui c'era anche Mario Gangi che suonava la chitarra e che in quelle circostanze si metteva i baffi finti perché non voleva essere riconosciuto, essendo lui, diciamo così, più agganciato alla chitarra classica, eccetera, eccetera, certo. Per una sorta di pudore. E lì, sentendo come lui suonava, mi venne la voglia di studiare. E certo. Poi, quando io finì il servizio militare, sarebbe l'anno conseguente al mio passaggio al Festival di Sanremo con E se domani, 1964, diciamo alla fine del 65, i primi del 66, venne fuori una richiesta di un concerto a Marsiglia, non so, una cosa del genere, e io telefonai a Mario e dissi: Mario, perché non proviamo a fare una cosa a due chitarre, eccetera, eccetera. E da lì è partito tutto. Da lì è partito anche a un certo momento lo stimolo da parte di Gangi di arrivare a diplomare, insomma, a diplomarmi al conservatorio. Bene. Quindi, adesso parliamo di De diciamo Filippo. che ho avuto una vita difficile. Certo. De Filippo invece, li hai conosciuti tutti e tre? I De Filippo, aspetta, tutti e tre, alludi Edoardo e Peppino? Esatto, e la il terzo? sorella.
Ah no, Titina non l'ho conosciuta. Mai conosciuto. Giusto. Ma Edoardo e Peppino li hai conosciuti? Edoardo e Peppino li ho conosciuti. Li ho conosciuti naturalmente, non è che li abbia frequentati. Quindi È vero non che posso... non andavano mai d'accordo. Beh, io non li ho mai visti assieme, quando l'ho conosciuti erano già separati. Ah, Ho letto qualcosa sì. che riguardava loro, anche qualcosa abbastanza duro, un libro di Peppino De Filippo che adesso purtroppo non ho più, insomma, nel quale ne diceva di cotte e di crude per come loro sono arrivati praticamente alla divisione Certo. del gruppo, diciamo, dei tre De Filippo. Però al di là di questo sono stati degli attori, sono degli attori e degli interpreti straordinari Certo. proprio. Bene, di De Filippo... Con caratteristiche diverse naturalmente, Certo, l'uno sì. dall'altro. Oserei dire per certi versi che forse Peppino potrebbe anche considerarsi più completo. Peppino io lo trovavo molto più divertente perché era più... Cioè, se uno deve giudicare per quello perché ti piaceva una certa cosa, devo No, dire, per esempio, a me Peppino piaceva di più. Per certi versi cinematograficamente Peppino ha funzionato di più. Esattamente, esattamente. Ascoltiamo Bene Core Mio, Bene Bene mio mio Core Core Mio, Mio, sì, questo Bene è mio Edoardo, Core Mio, sì, Edoardo De sì. Filippo, certo. Si tieno desideri una canzone sa che vuoi fa, canta le stienna voce quando amore te fa cantare. Si sto dormendo mi scende e non trova ricetta, quando mi son cascetata mi botta d'olietta, che sta in mio mare mi menga, che sta in paradiso non ci venga. Senza scala si voglia ci saglia, perché saglia pensando si voglia. Mi se nuvola la strada ma sceglie, mi sbaglia, mi imbroglia, poi saglia e te piglia. Sotto all'acqua, sotto vento, sotto luce buona vento, per cantare insieme con te. Bene mio, caro mio, per cantare insieme con te. Si sto dormendo mi scende e non trova ricetta, quando mi son cascetata mi botta d'olietta, che sta in mezzo mare mi venga, che sta in paradiso non ci venga. Senza scala si voglia ci saglia, perché saglia pensando si voglia. Mi se nuvola la strada ma sceglie, mi sbaglia, mi imbroglia, poi saglia e te piglia. Sotto all'acqua, sotto vento, sotto luce buona vento, per cantare insieme con te. Bene mio, caro mio, per cantare insieme con te. Ecco, bene mio, cuore mio. Bene, Fausto, abbiamo 2 telefonate veloci perché fra Sì. poco c'è il notiziario, vediamo Chiaro. un po'. Pronto? Vediamo un po', siete tutte e 2 in linea, pronto? Chi parla per primo? Ecco, fate voi adesso. Vado io? Sì. Buonasera, che piacere sentire Fausto Cigliano che mi ricorda la mia gioventù e poi è da tanto tempo che non lo sentivamo. Ecco. E poi c'era una canzone stupenda che lui faceva, era Sì. Quanto mi manchi stasera. Ah, vabbè. Forse tu non lo sai. E magari è possibile sentirla? Non ce l'ho, Questa signora. non ce l'abbiamo in scaletta, non ce l'abbiamo nemmeno col disco. Non ce l'ho. col disco. Peccato, ve la canto io. Tra l'altro, signora, quanto mi manchi stasera, ho adattato io il testo in italiano, insomma. Ma era Mi stupendo. Sì. ricorda una cosa che mi fa molto piacere. How Anche I a me. miss you tonight. Oh, I miss diciamolo. you tonight. Sì. Aspetti un Quanto attimo. mi manchi stasera, Sì. forse tu non lo sai. E in quale parte del mondo
Trascini sogni miei. Mi Bellissima. sta facendo venire la voglia. Bellissima. Signora, la devo salutare, dare Grazie. spazio all'altra signora. Pronto? Grazie. Pronto? Pronto? Ecco, buonasera. Buonasera. Io intanto mando in sottofondo questa bellissima canzone di Quando canta Nat King Cole, scritta da Fausto Cigliano. Con questa chiudiamo la trasmissione perché non abbiamo più tempo a nostra disposizione. Bene, peccato. Ecco, allora, questa è in sottofondo. Sì, Dica signora? pure, signora. Senta, non volevo chiederle, ma non registra qualche cassetta, qualche cosa? Allora, non guardi, si sente mai questo Fausto e Cigliano. intanto queste Era cose... stupendo, lei ha una voce bellissima. Signora? A parte che io ero innamorata ai tempi, Ma no, perché insomma ma no. ho già una bella età. Signora, ed lei ero mi... proprio innamoratissima, mi piaceva come persona, veramente, è una cosa incredibile, bei ricordi. Signora? Ascolto volentieri questa canzone. Signora, lei mi sente? Signora, la sente? Sente Fausto? No, non lo sento. Mi sente? Mi sente? Ecco, volevo dire che... Signora, la senta per radio, alzi il volume della radio un po', vediamo un po' cosa succede. E così sente la voce di Fausto Cigliano. Lei, signora, Sì? lei sta ascoltando praticamente dei dischi che sono usciti nell'ambito, diciamo così, nel periodo di tempo di 4 anni. E questi dischi sono evidentemente reperibili, ma per poterli trovare, così magari non mi sento più dire che non ci sono dischi, si può anche farlo attraverso internet al sito www.polosud.com. Ecco, casomai signora poi mi richiami, Ecco. che io glielo do, anche perché adesso purtroppo bisogna proprio chiudere la trasmissione alle 21:30 e sono le 21:28 e 30 secondi. Le telefonerò, signor Fondi. Grazie. La Grazie a ringrazio lei. molto, signora. Grazie signora. Tanti auguri. Arrivederci. Grazie. Ecco, naturalmente non abbiamo più tempo, ci Chiaro. riascoltiamo ancora un pochino di Quando canta Nat King Cole. Sì. E io, Fausto Cigliano, sono felice che tu sia stato con me questa sera, abbiamo ascoltato le canzoni, abbiamo chiacchierato insieme, così è stata una chiacchierata tra amici, non è stato non voglio chiamarla intervista, non mi piace Chiaro. l'intervista. No, ma poi è bello che le cose nascono così, hai capito? Certo. Cioè che hanno il loro corso, che si dipani la situazione senza una cosa precisa, hai capito? Certo. Anche le scalette, quando parte una canzone anziché un'altra, hanno il loro fascino. Certamente. Devo dire. Giuliano, poi io naturalmente ti farò avere questo ultimo CD che si chiama L'Oro di Napoli. L'Oro di Napoli sono Va le bene. canzoni, non sono Certo, io. certo. D'accordo, Fausto Cigliano, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi tutti. E si canta Nat King Cole, tutta cagna d'inta niente, te ne viene un sentimento, rimettene a cuccare.